Pensiero del giorno, venerdì 18 aprile. Accogliere tutti. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vangelo di Matteo, capitolo 27, versetto 46. Se c'è una realtà misteriosa nella nostra vita, è il dolore. Vorremmo evitarlo, ma prima o poi arriva sempre. Da un banale mal di testa, che sembra avvelenare le più semplici azioni quotidiane, al dispiacere per un figlio che prende una strada sbagliata, dal fallimento nel lavoro all'incidente stradale che ci porta via un amico o un familiare, dall'umiliazione per un esame non riuscito all'angoscia per le guerre, il terrorismo e i disastri ambientali. Davanti al dolore ci sentiamo impotenti. Anche chi ci è accanto e ci vuol bene è incapace spesso di aiutarci a risolverlo. Eppure, a volte ci sembra che qualcuno lo condivida con noi, magari in silenzio. Questo ha fatto Gesù. È venuto vicino ad ogni uomo, ad ogni donna, fino a condividere tutto di noi. Più ancora, ha preso su di sé ogni nostro dolore e si è fatto dolore con noi, fino a gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma Gesù non si lascia vincere dal dolore. Come per una divina alchimia, lo tramuta in amore, in vita. Infatti, proprio mentre sembra sperimentare l'infinita lontananza dal Padre, con uno sforzo immane e inimmaginabile, crede al suo amore e si abbandona totalmente a Lui. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ristabilisce l'unità tra cielo e terra, ci apre le porte del regno dei cieli, ci rende pienamente figli di Dio e fratelli tra di noi. È il mistero di morte e di vita che celebriamo in questi giorni di Pasqua, di resurrezione. Col suo infinito dolore, prezzo della nostra redenzione, Gesù si fa solidale in tutto con noi, prende su di sé la nostra stanchezza, le nostre illusioni, i disorientamenti, i fallimenti e ci insegna a vivere. Se Egli ha assunto tutti i dolori, le divisioni, i traumi della umanità, possiamo pensare che dove vedo una sofferenza in me e nei miei fratelli e sorelle, vedo Lui. Ogni dolore fisico, morale, spirituale mi ricorda Lui e una Sua presenza, un Suo volto. Se siamo poi attenti ad amare, a rispondere alla Sua grazia, a volere ciò che Dio vuole da noi nel momento che segue, a vivere la nostra vita per Lui, sperimentiamo che il più delle volte il dolore sparisce. E ciò perché l'amore chiama i doni dello Spirito: gioia, luce, pace. Risplende in noi il risorto. Chiara Lubick, estratti dal commento alla Parola di Vita, marzo 2005. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di Vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia. Non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43,
Versetto 19.